Va ora in onda la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Buonasera e benvenuti. Guardiamo ora la chiusura delle borse europee, l'andamento dei mercati globali. Dopo un'apertura in rialzo, girano in netto ribasso i principali listini azionari di Eurolandia a metà giornata, con l'attenzione sempre rivolta al conflitto medio orientale. Ma prima di vedere la chiusura delle borse europee, diamo subito uno sguardo all'andamento delle contrattazioni americane, partendo dallo Standard & Poor's che prosegue in negativo dell'1,15% a quota punti, 6.752, Dow Jones 47.346 con un meno 1,27%, Nasdaq 24.817 con una discesa dello 0,81%, discesa anche per l'indice RUT, US Small Cap, delle 2000 società a medio-bassa capitalizzazione con un meno 2,09 a 2.531. Grande attenzionato è l'indice di volatilità VIX con un più 9,89 a 26,11. È un grande specchio di quello che sta accadendo nel mondo. Sul fronte invece Forex, il dollaro si avvicina ai 100 ma rimane sotto con 99,007 con un meno 0,05. Negativo anche il rapporto euro-dollaro con un meno 0,19 a 1,15,97. Colorato invece di verde il rapporto sterlina-dollaro con un più 0,30 a 1,33,93. Grandi attenzionati sono il comparto delle materie prime, in particolare sul versante energetico, petrolio e gas, che stiamo assistendo a un rincaro dei prezzi a doppia cifra. Il petrolio in questo momento segna un più 12,91% a quota 89,04 dollari per barile, quindi un grande e preoccupante allo stesso tempo aumento. Invece l'oro giallo 5.140 dollari per oncia con una forza dell'1,09%, si prefigge e si conferma quindi un bene rifugio per eccellenza. Sul versante invece obbligazionario vediamo l'andamento dei titoli di Stato, partiamo da quello americano che annota un 4,14, mentre quello tedesco 2,86 e il nostro italiano 3,64, con un risultato finale che porta lo spread BTP Bund a 77,52 con un più 6,12%. Sguardo al mercato delle criptovalute, il Bitcoin segna un meno 3,27, scende infatti a 68.570 dollari, l'Ethereum rimane a 1.976 con una discesa del 4,67%. E vediamo subito insieme la chiusura delle borse europee. Partiamo dal nostro indice italiano, il FTSE MIB Piazza Affari, che chiude questa settimana 6 marzo 2026 con un meno 1,14% a quota 44.099 punti. Il mercato invece parigino chiude in negativo anche lui con un meno 0,86 a 7.976. Il mercato invece spagnolo meno 1,11 a 17.054, DAX 40 a 23.547 con una discesa dell'1,13%, flessione anche per l'indice londinese dell'1,33 a 10.275, con lo Stoxx 50 che si deprezza dell'1,28 a 5.708 punti. Era quindi questa la panoramica dei mercati, grazie e buona serata. Avete ascoltato la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario.